Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio mia compagnia, in compagnia delle Sibille. Oggi cominciamo la settimana di trasmissioni, abbiamo gli appuntamenti ormai consueti, il lunedì appunto qui sul mio canale YouTube dove torneremo venerdì alle 21:30 e mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 21, dunque vi aspettiamo. Ma cominciamo questa serata, entriamo nel vivo dell'atmosfera con le solite cose che vi ripeto ogni volta, vale a dire vi ricordo che siamo disponibili per consulti privati a pagamento, il prezzo di un consulto 20 euro, la durata 45 minuti, dunque se vi va di avere l'occasione insomma di una chiacchierata approfondita, di osservare la situazione anche con l'ausilio di altre metodologie come ad esempio l'astrologia antica oppure la radiestesia, bene, io vi aspetto, prenotate il vostro consulto, altrimenti ci troviamo qua nelle dirette. Bene, detto questo, vi ricordo che siamo anche online, oltre che tramite il canale YouTube, siamo sempre presenti nei gruppi Facebook, in particolare oltre a collaborare con altri gruppi sempre in tema con gli argomenti trattati, ormai abbiamo attivato da anni due gruppi, uno che si chiama i Casti Sacerdotali e che si occupa prevalentemente, sempre con divisioni di questi temi o comunque nell'ordine di questi argomenti, ma prevalentemente è nato per essere orientato verso la Cabala, mentre radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo esattamente si occupa di radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Bene, detto questo, vi ricordo infine il sito www.ilcapitano.altervista.org dal quale appunto divulghiamo in maniera totalmente gratuita la radionica che è stata raccolta appunto, molti circuiti radionici sono stati raccolti in dispense all'interno delle quali troverete anche alcune spiegazioni di utilizzo, fermo restando che sempre sui nostri canali YouTube abbiamo organizzato alcuni video, alcune condivisioni esplicative in playlist, dunque cercate sui nostri canali YouTube, se non conoscete il canale YouTube del Marietto Veneziano cercate Marietto Veneziano, oppure sul mio canale YouTube appunto cercate le playlist dedicate a radionica, radiestesia. Ma non solo, anche se ormai sono stati distribuiti oltre 2 milioni di circuiti in tutto il mondo, trovate anche una sezione shop all'interno della quale potete scoprire quali sono i nostri servizi a pagamento per insomma aiutarvi a risolvere, a superare blocchi, avere un po' di fortuna in più, reindirizzare in modo propizio la vostra vita, insomma non esitate a visitare la sezione shop. Benissimo, ora cominciamo con i saluti. Buonasera Laura, buonasera Chiara, buonasera Simona, buonasera Francesca, buonasera Pierluca, buonasera Italia, grazie Italia, mi fa piacere vedere che ci sei. Buonasera Cassiopea, buonasera Rosa, buonasera Luca, buonasera Loredana, buonasera Carmen, buonasera Noemi, buonasera Maurizio Antonio, buonasera Rita, buonasera Beatrice, benissimo Cassiopea l'ho già salutata, bene, direi che possiamo cominciare. Fa caldissimo, ho un condizionatore lì e un ventilatore puntati, se no non si sopravvive. Vediamo un po', cominciamo da Laura. 13 giugno 80, Andrea, 23 dicembre 80, lui si allontanerà da me a causa dei miei problemi finanziari, grazie, vediamo subito. Vediamo cosa ci raccontano le Sibille. Per Laura, vediamo se Andrea, cosa succederà, insomma. Allora, il taglio dà un'indicazione già, anche se
non è una garanzia, nel senso che può dare qualche informazione che ci aiuta anche a capire l'orientamento della stesura, ma anche a volte semplicemente limitarsi a darci un messaggio così al volo, en passant. Superbia prigione chiaramente mette un po' il dito nella piaga. Ci sono alcune situazioni che effettivamente causano delle difficoltà, più che altro direi una fase di stallo. Considera che sia la superbia sia la prigione indicano comunque degli atteggiamenti che ci costano cari, dunque attenzione, questo è un po' un indizio, vediamo cosa dicono nella stesa. Allora, vediamo di inquadrarle meglio. Benissimo. Dunque, sicuramente l'arrivo di cattive notizie all'inizio lo ha reso più disponibile, più protettivo, probabilmente ti ha anche dato un aiuto, in virtù del vostro sentimento. Diciamo che ti è stato accanto, magari anche accontentandosi un po' della situazione, o comunque facendo buon viso a cattiva sorte, ma non con cattiveria, non con indicazioni negative. Anche ancora al momento non vedo particolari sussulti nel rapporto, perché comunque sembra che molto presto arrivino delle notizie, comunque proprio nell'ambito finanziario, delle notizie che aprono a un periodo molto più positivo, più speranzoso. Certo è che ti viene chiesto in qualche modo di riuscire, cioè contribuire all'armonia, al dialogo, alla comunicazione, all'ascolto. Dunque attenzione anche perché sembra che arrivino delle notizie o delle novità poco piacevoli, forse addirittura l'arrivo di una persona che può diventare un pericolo per la vostra relazione, o magari l'arrivo proprio di un pericolo, non necessariamente una persona in carne e ossa. Dunque, per ora comunque sembra che la vostra relazione regga, anche in virtù di alcune situazioni che sembrano migliorare. C'è un po', come dire, amante, giovane fanciulla, bambino, probabilmente non so se avete figli, non so se avete dei progetti avviati da poco in comune, perché comunque questo è anche uno dei significati del bambino. Dunque diciamo che se state condividerete delle cose, sicuramente queste cose un po' rilanceranno, chiedo scusa, il rapporto. Devo dire però che mentre la stesa è molto favorevole e sembra che comunque, a parte delle difficoltà che dovrai in ogni caso non sottovalutare, cioè quando arriverà, non nell'immediato, perché si sta aprendo una prospettiva a livello economico lavorativo qua nell'immediato presente, ma in futuro una situazione che sembra armonizzarsi in realtà diventerà problematica. Dunque c'è questa indicazione, ma l'esito è l'esito che purtroppo io non è che vedo una rottura, perché anche se è chiaro che c'è una situazione forte, probabilmente una grande prova che la vostra unione affronterà, ma mi sembra che segua invece un periodo di grande prostrazione, quasi ai limiti di un esaurimento nervoso o di situazioni che chiedono comunque un intervento per superare questo stallo, e probabilmente più che una rottura ci sarà proprio un insieme di circostanze che vi faranno sentire un po' bloccati in una situazione senza sbocco. Dunque diciamo che sì, non sarà però una situazione felice, okay? Dunque ti devi preparare non tanto per le questioni economiche, ma secondo me se
ci ricordiamo il messaggio del taglio per come affronterai quelle situazioni. Allora, passiamo alla prossima domanda. Vediamo un po'. Simona, 4 agosto, perciò tra pochi giorni sarà il tuo compleanno, dopodomani. Come andrà il mio rapporto con i miei suoceri? Maria Luisa, 18 ottobre 47, Francesco 12 maggio 45, ci daranno ancora aiuto economico? Allora, vediamo per Simona e il rapporto con i suoceri. Allora, il taglio in questo caso dà un'indicazione benefica, positiva, come se continuasse comunque il rapporto, che si mantiene comunque un rapporto di scambi, di comunicazione, ma anche la possibilità che arrivi, e questo è l'aspetto un po' più positivo, qualche bella notizia, qualche situazione che probabilmente si è sbloccata dopo lungo tempo, dunque diciamo che c'è già un qualcosa di interessante, vediamo un po', ecco qua, di inquadrare bene tutto il tavolo. Allora, diciamo che il rapporto con i suoceri non è sempre stato facilissimo e probabilmente anche loro non hanno sempre saputo bene come muoversi nella situazione appunto reciproca, cioè del rapporto che intercorre fra voi, nel senso che è possibile che deliranti, viaggio, ammalato, insomma siano volate un po' delle parole in alcune situazioni oppure delle incomprensioni che magari hanno un pochino turbato la serenità, l'atmosfera familiare, ma tutto sommato finora comunque vi hanno sostenuto, vi hanno alleggerito un po' il carico, comunque hanno cercato di darvi una mano e diciamo che la carta dell'allegria tutto sommato appunto come dicevo porta cose positive, no? Dunque fino ad ora a parte dei momenti di turbamento e forse anche, non so, magari delle critiche che possono aver mosso, comunque c'è l'armonia della famiglia. Anche adesso vedo e continuo a vedere che tutto sommato si prodigano e soprattutto non so se appunto, beh no, non so, certo che l'hai detto, sono i tuoi suoceri, di sicuro sono i genitori di tuo marito, vedi che questa è la figura del marito, soprattutto lo fanno nella speranza di alleggerire un po' il carico da tuo marito o dal tuo compagno che sia. Dunque diciamo che per ora continua questa collaborazione in questo momento, anche se a volte possono lasciare il dubbio, l'incertezza che in futuro continuino. Effettivamente, militare, ladro, mercante, diciamo che sembra proprio che una situazione corra una forma di peggioramento, dunque corra il rischio di una forma di peggioramento, perché militare comunque parla di tensioni o di cose tenute nascoste o di cose che magari hanno sopportato a lungo, con forza, con determinazione, ma qualcosa sta cambiando, forse sta cambiando qualcosa anche nel loro giudizio, nella loro valutazione a lungo corso, oppure potrebbe essere che veramente anche loro cominceranno ad avere delle difficoltà nel sostenere un aiuto continuativo. Dunque considera che nel prossimo periodo effettivamente potrebbe cambiare qualcosa e non sempre in bene, magari a seguito di qualche discussione vengono rivisti un po' degli accordi, cioè c'è un qualcosa che deve accadere nel prossimo periodo, ma che comunque sembra dare un nuovo avvio che però
vediamo non essere estremamente positivo. Questo periodo comunque, sempre dalla prospettiva dei tuoi suoceri, comunque non sarà un periodo semplice, perché appunto è anche possibile che cerchino di evitare determinati contrasti o che proprio non ce la facciano più a sostenere. Dunque, sembra comunque arrivare una notizia, un qualcosa, vedi, di nuovo, qualcosa che però non va a buon fine. Dunque, effettivamente c'è in corso un deterioramento, ma penso che sia soprattutto, vedi, il messaggero e il Gran Signore è possibile che parli lui, nel senso che tra i tuoi suoceri magari l'iniziativa o una comunicazione, un qualcosa la dirà lui, ma è possibile che prigione, vecchia signora, è possibile che comunque questa situazione vada a bloccarsi, magari, come dire, che dietro la spinta di lei o il giudizio di lei in qualche modo manda avanti magari il marito a parlare, o comunque una situazione dove entrambi, vedi, si devono bloccare. Forse si stanno chiedendo se il loro aiuto effettivamente vi aiuti davvero, o se non sia il caso che magari voi lottiate un po' e cerchiate di cavarvela da soli a livello di attività, di lavoro. Comunque, per ora reggono. In futuro, per una serie di motivazioni, tra cui anche il loro giudizio sulla situazione, potrebbero vacillare o piano piano, non tutto di una volta, ma piano piano interrompere o ridurre gli aiuti economici. Allora, andiamo alla prossima. La prossima domanda è di Francesca. Salvatore, 27 settembre 84. Cosa prova realmente per me Francesca? 24 dicembre 78. Grazie mille. Ok, allora vediamo subito. Salvatore, che sentimenti ha veramente per Francesca? 27 settembre 84 Salvatore, 24 dicembre 78 Francesca. Marietto ti saluta Cassiopea. Allora, Francesca e Salvatore. Francesca e Salvatore. Allora, messaggero lettera. Beh, qua chiaramente stanno arrivando delle notizie o messaggi, continui scambi, dunque non è proprio un'indicazione chiarissima, c'è solo un gran traffico tra messaggi, telefonate, notizie. Vabbè, vediamo un po'. O vi scrivete molto, o vi siete conosciuti su una chat, no, c'è qualche indicazione di questo tipo. Oh mamma Francesca. Mamma mia Francesca. Non so cosa dirti, non sono carte belle. Non lo so, io non so che tipo di rapporto abbiate, non so se state insieme da poco o tanto tempo, non è che hai scritto moltissimo, giustamente hai fatto la tua domanda, però qui, cara mia, c'è qualcosa che non va. Intanto lui ha un segreto ed è probabile che lui abbia anche un'altra persona. Io non lo so, ma qua falsità, nemica, deliranti. Guarda, faccio perfino fatica a interpretartele perché non voglio mettere, come dire, però non mi piacciono questa stesa proprio, cioè se parliamo di sentimenti, morte, gelosia,
così vedovo, insomma. Sai, sembra quasi che lui si senta in dovere di stare lì, ma che non, nei tuoi confronti si è molto raffreddato, e che comunque c'è qualcosa che ti nasconde. Non lo so, come sentimenti reali, se non parliamo di quello che cerca di mostrarti a modo suo, i suoi sentimenti non è che, cioè, se dovessimo misurargli la temperatura, è temperatura a ghiacciolo, non è, non lo so, c'è un'altra persona all'orizzonte e forse non è neanche tanto lontana. C'è il militare qui, il ladro qui, la falsità con una nemica. Per me la vostra relazione o i sentimenti che lui ha verso di te non sono scoppiettanti. Certo, consonante sorpresa, bambino, gran consolazione, bel vedere, comunque un po' migliorano il tiro, ma potrebbe anche indicare che ha appena fatto un'altra conoscenza che veramente lo corrisponde a quello che desiderava, a quello che aspettava. Con una stesa del genere mi sembra difficile poterlo attribuire a voi o al sentimento verso di te. Comunque mi dispiace, non è che faccio salti di gioia quando vedo certe stese, non so neanche come dirvele le cose a volte. Comunque, va bene. Andiamo avanti. Cassiopea. Intanto saluto anche le altre persone che si sono aggiunte. Rita, Beatrice, Stefi, il Marietto che l'ha salutato e poi un'altra Stefania, Antonietta, Eva, ciao Eva. Allora, andiamo all'altra domanda che è di Cassiopea. Katia, 28 febbraio 75, Vincenzo, 19 aprile 60, cosa pensa di me? Allora, vediamo cosa pensa Vincenzo di Cassiopea. Così, tanto per capire, lo conosci da molto tempo? È una persona che faceva già parte della tua vita, magari in qualche modo una vecchia conoscenza, oppure perché qui c'è un'indicazione al taglio che è data dalla carta del denaro, cioè la carta del denaro è tutto ciò che abbiamo costruito, no? Di solido nella nostra vita, dunque anche ovviamente gli interessi, dunque gli interessa sicuramente. Allora, qua c'è una connessione instabile. Vediamo se, ecco, dovrebbe aver ripristinato la connessione. Allora, sicuramente gli interessa qualcosa di leggero, gioioso. Comunque ti vedo una donna molto solida e probabilmente anche ottimista, positiva. Vediamo un po' comunque cosa dice la stesa. Ma io, sai, non è che mi fiderei tantissimo di lui, non so comunque, ti ripeto, non so se vi conoscete da tanto o da poco, non so, la sensazione era che comunque ci fosse qualcosa già di legato al passato, però o c'era già stato un precedente incontro finito male, o comunque lui aveva fatto un riavvicinamento con sua moglie, ma comunque era finito male. In ogni caso, c'è da dire anche che a lui piace intrattenersi e scrivere con tante persone. In questo presente, nemico,
allegrezza al cuore, falsità domestico, non è che ti devi tanto fidare di lui, perché secondo me è possibile che questo scrivere con tante persone sia che lui flirti e chatti con tante persone. C'è un qualcosa che non è che proprio o lui pensa questo di te, visto che la domanda è cosa pensa di te. Dunque, probabilmente non è, mettiamola così, ribaltiamo la lettura con lui protagonista che pensa di te, potrebbe anche indicare appunto che il suo pensiero è che magari non sei molto affidabile o che probabilmente la relazione potrebbe non spingersi oltre un flirt. In ogni caso il suo interesse crescerà, probabilmente ci sarà una situazione dove ti dovrà dare una mano o ti vorrà dare una mano, non è che è tenuto o obbligato, però potrebbe proporsi appunto in una circostanza, magari, non so, magari lui fa un lavoro particolare che deve ascoltare o che deve dare aiuto, o magari è proprio un medico, non lo so, ti dico quello che sembrano voler dire le sibille. Dunque c'è un qualcosa che nel prossimo periodo lui si presterà a fare per te. Dunque c'è sicuramente uno slancio in più e potrebbe nascere qui un interesse più forte o magari lui essere più ben disposto a corteggiarti, vedi giovane fanciulla amica, magari si avvicina con una modalità amichevole, però dispiacere, diciamo che comunque è sempre un po' così, forse anche timore. Se la mettiamo come è lui che pensa cose, allora potrebbe avere lui un timore a lasciarsi andare o di un rifiuto, la paura di essere rifiutato. Se invece la ribaltiamo, nel senso che potrebbe anche indicare che è lui che si comporterà così, allora attenta perché potrebbe farti soffrire. In ogni caso, l'esito, rileggiamo la tua domanda. Cosa pensa Vincenzo di te? Pensa, nemica militare amatrice, potrebbe considerarti come una persona che deve assolutamente tenere nascosta a un'altra persona, dunque senza cercare di capire quale delle due persone è la matrice e quale è la nemica, in ogni caso è chiaro che lui vive la situazione come un pericolo, qualcosa a cui dovrà fare parecchia attenzione, a prestare parecchia attenzione o che dovrà tenere segreto. Dunque, in ogni caso, credo che ci sia un interesse verso di te, però attenta perché il suo modo di pensare non è sempre lineare, non è sempre onesto. Allora, vediamo un pochettino. Rosa, ciao cara, vorrei sapere se l'esito di una causa legale avrà un esito positivo, grazie. Allora, 15 luglio 73, vediamo l'esito per la causa legale di Rosa. Andiamo a leggere. Spero abbia probabilità che il coraggio venga premiato. Vediamo, spero per te. Adesso guardiamo. No, Rosa, non ti ho saltato. Nell'elenco dei messaggi tu venivi dopo Cassiopea e infatti è il tuo turno adesso. Comunque, l'ho già detto in altre occasioni, a volte il rendiconto, insomma, della chat in diretta non è necessariamente lo stesso che vedete voi, quello che compare a me. Dunque, abbiate pazienza, io vado sempre in ordine secondo quello che compare a me. Dunque, un po' di, come dire, pazienza, ragazzi. Allora, vediamo l'esito di una causa legale di Rosa, 15 luglio 73. Allora, c'è chiaramente una grande attesa, un grande desiderio forse di ricevere presto la notizia e c'è anche un'aspettativa non da poco, nel senso che
in fondo il coraggio che hai trovato, come hai scritto tu, di muoverti per vie legali, è comunque stato alimentato dal sogno di ricevere giustizia. Adesso vediamo un po'. Sento il gatto che miagola, ha fame? Allora. Allora. Diciamo che si vede un po' la preoccupazione di entrare in guerra che, ovviamente, cioè che ovviamente dalle tue parole anche si capisce e dunque le sibille non tardano a, confermare nella loro stesa, ma indica anche che qualcuno in qualche modo, un incontro, un'avvertenza, in ogni caso è effettivamente, vedi che c'è la fortuna, dunque non è stato male, avviarla, okay, perché effettivamente o l'inizio di questa avvertenza, di questa situazione è nato sotto i migliori auspici, oppure in ogni caso c'è un'impronta molto favorevole in questa direzione fin dalla partenza. È anche possibile che qualcuno ti abbia detto che avevi tutte le carte in regola per poter procedere legalmente. Chiaro che poi i tempi, le attese, a volte ti hanno tolto un po' il sorriso dalle labbra o ti hanno creato dei momenti, di premura, preoccupazione. Comunque adesso sembra che le cose un si muovano, però devi fare attenzione perché secondo me inaspettatamente presto avrai una notizia non tanto positiva. Non intendo dire che è già l'esito, ma qualcosa verrai a scoprirla e non sarà del tutto positiva. È possibile che scoprirai che c'è stata una manovra alle tue spalle, forse per tirarsi la causa a proprio favore dalla parte ovviamente contraria. Vedo comunque che c'è nonostante questo piccolo intoppo che tra l'altro è o immediato, è appena ricevuto, insomma, o è a stretto giro, comunque ti vedo cercare delle soluzioni o altre alternative sempre per la tutela. Secondo me comunque, siccome la donna maritata generalmente parla di qualcosa che noi facciamo per tutelare la nostra famiglia o quello che è il nostro piccolo mondo, no? Cioè i nostri cari, i nostri affetti a cui noi scegliamo di dedicarci. Dunque quello che ritengo farai nel prossimo periodo è quello proprio in virtù della tua famiglia e delle persone, forse dei figli, di fare delle scelte, di ragionare su delle opzioni. Effettivamente hai più strade. Te lo dico perché evidentemente avverrà un qualcosina che richiederà di trovare delle soluzioni. Questo chiaro prima dell'esito. L'esito comunque tarderà ad arrivare e tirerà fuori delle situazioni di vecchia data, di lungo corso, nei confronti di un uomo. Dunque, chiaro, non sarà sempre facilissimo, sarà un momento un po' difficile, forse questa attesa sarà piuttosto complicata, o forse addirittura un po' dispendiosa, forse aspetti delle somme di denaro che sono di tuo diritto e però il Gran Signore comunque indica che qualcuno è pronto o è in quel momento sarà vicino a te per aiutarti. Per quanto riguarda proprio la tua domanda e l'esito della causa legale, sicuramente c'è margine, molto margine per ottenere dei riconoscimenti. In effetti la fedeltà è una carta di successo, anche la costanza. Ci sarà soltanto un aspetto che non risulterà essere del tutto positivo, ma la vittoria, quello che si direbbe da questo esito, è tua. Va bene?
Benissimo, vediamo la prossima domanda. Luciano, 17 marzo 82 e Maria Rosa, 28 maggio 81. Vorrei sapere se c'è ritorno, se c'è un altro uomo. Ok, va bene, adesso lo guardiamo. Intanto, ciao Rosy, ciao. E, e poi, ok, prego Rosa, prego, speriamo in bene, incrociamo le dita. Allora, vediamo un po', dunque, dicevamo la domanda di Luca barra Luciano, perché si chiama Luciano, vediamo un po', e Maria Rosa, vediamo se c'è un ritorno. Vediamo insomma cosa ci dicono le sibille, perché ovviamente è una domanda a doppia opzione, allora in questo caso, nella difficoltà di non sapere cosa potrebbero dire se rispondono a una o all'altra, chiediamo cosa succederà fra voi, così ce lo dicono direttamente loro quello che c'è. Ma militare vecchia signora, la vedo un pelino, cioè è una, come dire, un taglio un po' agguerrito, militare. Dunque c'è una forte resistenza da parte di questa persona. Potrebbe essere anche una forte attrazione, ma secondo me è più un qualcosa di duro, come se la signora, come se la tua ex contrastasse o comunque avesse un segreto. Ricordiamoci anche il militare, è qualcosa che non diciamo. Dunque, allora, Luciano, la carta del ritorno vera e propria non è comparsa. Dunque, c'è, diciamo che dall'interpretazione che possiamo dare alle sibille, c'è un qualcosa, io non so adesso da quant'è che vi siete lasciati, non hai dato nessuna indicazione in merito, ma lei comunque ha incontrato qualcuno, forse mentre stavate ancora insieme, ma non ha fatto nulla, è lui che l'ha corteggiata, questo in passato, prima che comunque la vostra relazione finisse. C'è una situazione qua, ma ti ripeto, non ha raccolto l'opportunità e chiaramente è possibile che questa cosa l'abbia mandata in crisi comunque. Diciamo che per rispondere alla tua domanda, sembra che in questo momento comunque lei non giudichi possibile il tornare. Ora sembra molto raffreddata, sembra anzi, non so, o addirittura sospetta che magari la tieni d'occhio, che la controlli, che controlli i suoi movimenti o se ha qualcuno, vedi che c'è allegrezza al cuore nemico, dunque lei si sente un po' osservata. In ogni caso qualcosa potrebbe muoversi nel prossimo periodo, non è chiaro se con te o per i fatti suoi, ma fermo restando che gelosia, falsità, comunque non è di nuovo una carta, un accoppiamento chiaro. Dunque se anche si alleggerisce un po' la situazione fra voi e sembra poter esserci un rilancio, un qualcosa che si può sistemare, in realtà resteranno molti problemi fra voi che probabilmente hanno origine appunto nel rapporto già passato e che diventeranno ancora momenti di insidie, di gelosie, di magari timore di essere imbrogliati, raggirati, dunque c'è un qualcosa che proprio va a minare l'intimità della coppia, oppure potrebbe proprio indicare che in realtà ha la testa da un'altra parte. Comunque sospiri, ammalato, vedi che qua c'è molta distanza, anzi è stata anche male,
per molto tempo. Il motivo per cui sia stato male potrebbe indicare, cioè potrebbe ritrovarsi magari nel tipo di rapporto che avevate nell'ultimo periodo, dunque magari a seguito appunto di questo, della fine del rapporto, deve aver veramente avuto bisogno di molto tempo per recuperare. Oppure potresti essere tu che sei ancora tormentato nell'attesa di vederla spuntare. Allegria, costanza, ecco, non c'è neanche un vero e proprio altro uomo, sembra proprio che abbia bisogno di un periodo per rigenerarsi questa persona, per stare meglio, per riprendersi. Dunque non vedo né il ritorno né un'altra persona. Mi sembra che in questo momento voglia soltanto godere di quello che c'è con serenità, anche perché da quello che vedo comunque ci sono stati dei momenti pesanti e forse ce ne sarà ancora qualcuno, dunque ecco, non vedo un altro uomo vero e proprio, potrebbe esserci comunque un uomo più grande in questo momento che la corteggia, questo sì, ma ti ripeto, c'era già anche qualcuno, ma non c'è il ladro, non c'è la stanza, non ci sono le carte dove c'è l'indicazione di un rapporto vissuto, consumato, piuttosto qualcosa che si muove così, come un flirt, come un qualcuno che la corteggia. Ma comunque non c'è proprio il ritorno, almeno non nel prossimo periodo, non nei prossimi mesi. Benissimo, allora io ringrazio tutti per aver trascorso un po' di tempo in mia compagnia, voglio salutare ancora, grazie Rosa, voglio salutare ancora tutti quelli che hanno partecipato, che mi hanno, come dire, ascoltato per tutto questo tempo, che spero di aver, come dire, dato un qualcosa alla vostra serata. Vi ricordo mercoledì alle 21 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, saremo di nuovo in diretta, dunque tornate, se non sono riuscita a rispondervi sono ancora disponibile mercoledì e ci sarà anche il Marietto, dunque vi risponderemo in due, ovviamente il taglio cambia un po' perché quando siamo insieme siamo un po' più giocherelloni, ma sempre teniamo comunque a cuore le vostre domande, le vostre richieste. Vi ricordo 347 8702 622 il mio numero per prenotare il vostro consulto privato a pagamento, 20 euro, 45 minuti. Grazie per essere stati con me, a mercoledì alle 21. Buona serata a tutti. Finito?